pezzetto di storia del nuoto italiano Massimiliano Rosolino. Ci sono anche tutti gli altri. Rosolino lo vediamo andare verso le corsie che sono un po' più esterne, del resto sono queste con i tempi di ingresso anche quelle che gli sono state assegnate. Circolo canottieri Aniene che si sta preparando anche per il saluto alla presentazione ufficiale da parte del nuoto di Riccione. Corsia 5, numero 6 Massimiliano Rosolino, ottava Giorgio Battistella in nona. A proposito... Proprio Luca Dioli, inquadrato evento, rivelazione nell'estate passata, aveva messo in riga sia Marin sia Boggiatto, una vittoria clamorosa, ha destato un po' di sensazione la sua non qualificazione per i campionati del mondo. I selezionatori hanno preferito tenere fuori questo ragazzo a favore dei due più blasonati, molta voglia di rivincita, e poi anche attenzione a Turrini, ha dominato il lungo e il largo 200 misti, distanza che però si avvicina di più alle caratteristiche del livornese. A proposito di tempi, scorrendo la lista italiana all time, al quarto posto c'è sempre un certo Luca Sacchi che non so, così l'hai mai sentito nominare? C'est moi. Davanti a Stefano Battistelli, grandi sfide di un tempo che ha pur sempre il quinto crono nazionale. Ora concentrati sulla partenza. Ai blocchi, occhio a qualche anticipo che non dovrebbe esserci in una specialità come i 400 misti. Tutto regolare, reattivo in corsia 3 al blocco Claudio Fossi, e poi si comincia con la frazione Delfino. Ho visto la ricerca del blocchetto da parte di Luca Marin un po' eccessiva nella tempistica, come se non avesse provato a sufficienza questo particolare. Ha tenuto il piede arretrato molto alto, il tuffo non gli è mai stato amico neanche in questa occasione. È importante capire, al di là del tempo complessivo, come riesce a distribuire le frazioni Luca Marin. Delfino è sempre stato difficile per lui e anche in questa occasione 28,72 ottavo, parla chiaro. C'è un Rosolino terzo alla prima virata 27,70, 27,66, a scendere con i tempi per Pavone, Turrini 27,65. Si va verso la chiusura, verso la conclusione della frazione a Delfino, con un Rosolino che ha provato a mettersi in evidenza. In corsia 8 arriva Francesco Pavone, si va al cambio con Pavone che chiude 58,90, 59,10 Turrini, 59,16 Rosolino, e per cambio intendiamo cambio di stile perché ora siamo a dorso. Un minuto la frazione che ha sempre ricollegato Marin al resto del mondo, il dorso. Affronta però qui l'avversario che ha proprio nel dorso il suo punto migliore, e Turrini lo sa benissimo, sa di non poter competere con il campione siciliano nelle due frazioni conclusive, tenta la fuga. E infatti la fuga di Turrini con l'inseguimento di Luca Marin, che ha recuperato tanto, anche se non a sufficienza, per mettere il braccio davanti a tutti a metà dorso. Turrini 1.31.45, 1.32.62 Pavone, poi Marin 1.32.97, e questa è una fase delicata di questa sfida dove forse si deciderà, certo non tutto ma molto. Massimiliano Rosolino invece nel dorso non trova certo il suo punto di forza, anzi ha perso tutto il margine di vantaggio che aveva, adesso veleggia intorno alla settima posizione, mentre la sfida si fa incandescente tra Turrini e Marin, che ha recuperato tutto lo svantaggio. Si va alla tocco con Turrini che ha qualche spicciolo sempre di vantaggio nei confronti di Marin, ancora a cambio adesso Rana. Frazione molto delicata, il ricongiungimento in ogni caso di Marin parla chiaro sull'esito della gara. Non credo che ci sarà più battaglia da qui in poi. Sorprende invece la prestazione di Pavone in corsia 8, giovane, ragazzo del Multedo 1930 del 91, un dorso non perfetto stilisticamente ma in ogni caso efficace, gli ha permesso di rimanere a contatto con i primi, anche se adesso l'elastico si allunga leggermente. Marin tenta la fuga, Rosolino vorrebbe rientrare perlomeno in una posizione da podio nella frazione che gli ha regalato tanto la Rana. Forse anche un po' di fatica per Federico Turrini vicino al bordo corsia, poi è andato a cercare il centro della piastra, praticamente si tratta di centimetri, ma comunque ha dovuto fare qualcosa in più, mentre sempre bello centrale rispetto alla posizione di nuoto Luca Marin. Adesso ha incrementato il suo vantaggio in difficoltà Turrini in questo ritorno di vasca, ha recuperato qualcosa Massimiliano Rosolino in corsia 7, il vantaggio è davvero consistente da parte di Luca Marin prima della frazione stile libero. Luca Marin che chiude anche con la frazione a Rana in 3.17.47, Turrini 3.21.49, Pellizzari 3.21
e 83 ha perso tutto Pavone, è risalito un po' Rosolino, anche se sempre nelle posizioni di rincalcio. Adesso lo stile libero potrebbe cambiare qualche valore, ma Luca Marin ha un vantaggio molto solido. Sì, ha fatto un figurone clamoroso Luca Marin con una frazione oggettivamente modesta nella rana, 1,13. Hanno giocato un po' al ribasso, sinceramente ha ridimensionato questo 400 misti, la rana di tutti i pretendenti al titolo. Passaggio a 3,17,47 parla chiaro, non uscirà un tempo clamoroso, sicura la qualificazione senza dubbio, ma obiettivamente un po' di ombre. E qui va verso la conferma del titolo Luca Marin, la lotta oramai è solo per il secondo posto. Nelle corsie a lui vicine Turrini e Dioli, mentre Luca Marin, controlliamo il tempo di chiusura, 4,17,92, conferma il titolo di campione italiano Turrini, 4,21,89, 4,22,06, vicino al quinto posto di Eindhoven che era 4,17,00, con 4,17,92 Luca Marin chiude questa gara. Sono un po' perplesso del livello generale di questi 400 misti, è inutile nascondere, mi aspettassi molto di più da Luca Marin. Nel complesso non c'è stata nessuna frazione particolarmente valida e l'insieme parla di 4,17,92, un crono oggettivamente modesto. Insomma, Luca Marin ha un personale di 4,09, siamo lontani anni luce da questo, e dietro sinceramente nessuno ha risposto benissimo. Marin, Turrini, Dioli, Rosolino quinto, Pavone è crollato nel finale. Sì, quinto, bisogna aggiungere poi le due posizioni della batteria precedente, per cui scala addirittura al settimo quinto posto. Chiaramente di batteria, mentre Marin, Turrini, Dioli sono posizioni che rimangono, così come Pellizzari, poi Gremizzi, Cova e Rosolino al settimo posto complessivo che si inserisce nella somma dei tempi. Sì, molto diverso il discorso che si può fare per Luca Marin rispetto a Pioni. Lui viene da una serie di